Buonasera da Sicilia 24, i titoli. 20 anni fa la scomparsa di Denise Pipitone a Mazara del Vallo. L'avvocato della famiglia punta alla riapertura del caso. Abbiamo tanti elementi. Inaugurato dove 9 anni di lavori necessita di nuovi interventi. Il tratto all'altezza di Letojanni dell'autostrada Messina-Catania, da domani limitazioni al traffico. Ancora una volta al buio, viale Kennedy lungo la playa di Catania. Il sindacato dei balneari, prima o poi ci scappa il morto. Il Volo ad Agrigento registra il concerto di Natale ed è successo, malgrado le polemiche sui costi e la scelta delle TV dove sarà trasmesso. Sui social spunta un video che denuncia il non rispetto del luogo. A Catania 100 anni di storia del cinema con la mostra dedicata a Gaetano Ventimiglia, pioniere della cinematografia. Calcio, al Massimino il presidente Pelligra assiste all'allenamento di rifinitura del Catania. Domani big match col Benevento. Il DS Faggiano, c'è tanta voglia di fare bene. Bentrovati. 20 anni fa, era il 1° settembre del 2004, la scomparsa di Denise Pipitone a Mazara del Vallo, la piccola di 4 anni. La madre, Piera Maggio, non si arrende. Continueremo a cercare giustizia, dice, mentre l'avvocato della famiglia punta alla riapertura del caso. Abbiamo tanti elementi, manca il collante. Luca Ciliberti. Scomparsa nel nulla. Denise Pipitone aveva 4 anni ed era a casa della nonna in via Domenico Labruna a Mazara del Vallo, mentre la madre, Piera Maggio, era fuori. Denise gioca con un cuginetto, lo segue fino alla casa, distante pochi metri. La zia lo vede per un attimo, pensa sia tornato dalla nonna, ma la piccola da quel momento non si troverà più. La mamma non si è mai data pace e oggi, attraverso i social, a 20 anni dalla scomparsa, parla di dolore e di rabbia per l'insuccesso nel ritrovamento della figlia e per la mancata giustizia. I minori scomparsi vanno cercati e non dimenticati. L'avvocato Giacomo Frazzitta, che è stato da sempre a fianco di Piera Maggio, ancora oggi non ha dubbi sull'accaduto. Siamo dinanzi a un sequestro di minorenne. Che poi sia un sequestro e che oggi sia ancora viva è qualcosa che dobbiamo sperare e accertare, ma potrebbe pure essere dell'altro. Le ricerche sono state immediate, la pista principale è quella familiare. Tra le prime sospettate c'è Jessica Pulizzi, sorella della bambina da parte di padre, ma la ragazza, finita a processo, verrà assolta per insufficienza di prove. La riapertura delle indagini deve essere collegata ad accertamenti e a riscontri oggettivi. Il collante non l'abbiamo, chiaro che abbiamo necessità evidentemente di una testimonianza, di una dichiarazione. Ci sono alcune persone che certamente sono a conoscenza dei fatti. In questi 20 anni sono state decine le segnalazioni di avvistamento, ma il più importante resta quello del 18 ottobre 2004, quando un vigilantes filmò una donna rom con una bambina molto simile a Denise a Milano. Oggi il caso di Denise Pipitone resta uno dei misteri italiani. Cominceranno domani le autopsie sulle vittime del Bayesian, il veliero naufragato a Porticello, una tragedia costata la vita a 7 vittime che si è consumata in pochi minuti, ha raccontato il marinaio Matthew Griffith, uno dei 3 indagati. La nave si è inclinata e siamo stati sbalzati in acqua. Siamo riusciti a risalire e abbiamo cercato di salvare quelli che potevamo. Ho svegliato il comandante che ha tirato fuori dall'acqua la bambina piccola e la mamma. I difensori degli indagati potrebbero chiedere 2 consulenze tecniche, una per valutare con precisione le cause del naufragio, l'altra per accertare se la bufera fosse prevedibile. Traffico intenso ma non da bollino rosso sulle strade siciliane e agli imbarchi di Messina nella prima domenica di settembre. Arrivi e partenze scaglionate non creano particolari criticità. E non c'è pace invece per il tratto di Letojanni dell'autostrada Messina-Catania, dove si è verificata la frana nel 2015, riaperto a luglio, chiude di nuovo per lavori di messa in sicurezza. Sentiamo Francesco Triolo. Il temporale e l'allagamento dello scorso 19 agosto di quel tratto di autostrada appena riaperto sulla A18 all'altezza di Letojanni ha fatto emergere difformità esecutive nei lavori appena conclusi. Così il Consorzio Autostrade Siciliane ha disposto da domani nuove limitazioni al traffico sull'autostrada all'altezza della galleria realizzata dopo la frana del 2015 per consentire l'esecuzione di alcuni lavori.
Dalle 6 di domani e fino alle 20 e al 27 settembre è stata disposta la parzializzazione della carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o sorpasso a seconda delle esigenze nel tratto compreso tra i chilometri 32 e 34 in entrambe le direzioni di marcia, sia di giorno che di notte. Saranno istituiti il limite massimo di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso. La nota diffusa dal Consorzio per le autostrade siciliane sembra collegare il provvedimento proprio all'allagamento del 19 agosto. È stato l'Ufficio Commissariale Governativo Regionale contro il dissesto a chiedere al CAS l'ordinanza di parzializzazione della carreggiata per la realizzazione dei lavori di messa in pristino e rimozione delle difformità esecutive nella realizzazione dei lavori. Autostrade Siciliane sul momento aveva attribuito l'allagamento ai detriti trasportati dalla pioggia che avrebbero ostruito le grate di scolo e aveva affermato che la rimozione degli ostacoli effettuata dagli operai aveva ripristinato il sistema di drenaggio. In occasione della riapertura, lo scorso 12 luglio, era stata preannunciata la necessità di ulteriori lavori poi rinviati per l'aumento dei veicoli in transito per la stagione estiva, lavori che è stato deciso partiranno domani. A Catania, Viale Kennedy, la strada che costeggia le spiagge è di nuovo al buio per l'ennesimo blackout. I balneari dicono prima o poi ci scapperà il morto. Tonino De Mana. Illuminato dal sole che acceca di giorno, totalmente al buio la sera. È la doppia faccia del Viale Kennedy alla Playa che da diverso tempo e a tratti si presenta senza luce con evidente pericolo per automobilisti e pedoni. Il video che vi proponiamo è stato girato ieri sera ed inviato alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. Le uniche luci sono rappresentate dai fari delle auto in transito e dalle torce dei telefonini dei passanti utilizzate per farsi notare e quindi per evitare di essere arrotati. Con grande amarezza ne prende atto il presidente del sindacato balneari Ragusa, nato e cresciuto proprio alla Playa. Da decenni attendavamo che questi lavori per l'illuminazione del Viale Kennedy venissero realizzati e completati. Ora che finalmente ci sono, speriamo che non si debba aspettare il morto, un tragico evento, per poter fare in modo che funzionino, dato che spesso molti tratti sono bui per lunghi periodi. Gli fa eco Giuseppe Saffo. Sono queste le segnalazioni che ci arrivano, tanti ragazzi si muovono la sera, è bene metterli in sicurezza ed evitare che possano correre rischi inutili. Sembra che il costoso impianto di illuminazione mandi in sovraccarico la rete, causando i blackout. Sulla vicenda, è il caso di dirlo, sarà necessario fare luce. Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha incontrato il turista svizzero che è stato investito da uno scippatore che era in sella ad uno scooter e che era in fuga. Gli ha portato le scuse di tutta la città. Tonino De Mana sempre. Ha trascorso una notte tranquilla, ha riposato e di buon mattino ha ricevuto la visita del sindaco Trantino che dalla sera dell'incidente è in stretto contatto con il turista franco-svizzero falciato da uno scooter in via Bicocca, pieno centro storico, durante una folle corsa dopo uno scippo. A rimetterci, come detto, è stato un ignaro passante sfortunato per essersi trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Mattias, questo è il suo nome, ne avrà per 60 giorni e si trova ricoverato con fratture multiple all'ospedale Cannizzaro. Come sta Mattias? Mi ha detto che ha dormito serenamente, lui ha questa frattura scomposta di tibia e perone per cui ha subito un intervento, ha una frattura della clavicola e ha soprattutto un enfisema polmonare che è quello per il quale non è possibile trasportarlo perché avrebbe desiderato tornare in Svizzera. Mattias non vede l'ora di tornare a casa. Mi ci sto recando ogni giorno, continuerò a farlo anche nei prossimi giorni perché è giusto che avverta la presenza delle istituzioni. L'investitore, un 19enne di Mascalucia, è stato arrestato. Immediata e confortante quindi la risposta delle forze dell'ordine. L'episodio ripropone comunque il tema della sicurezza, più volte invocata dal presidente del CIDEC Costanzo. Prevedere subito l'installo di 2 posti in centro storico per autoambulanze. È assurdo che si debba aspettare 35 minuti per avere un soccorso sanitario. Di sicuro servono uomini e mezzi. Raid vandalico contro la sede del Circolo di Fratelli d'Italia di Messina, dove ignoti hanno imbrattato il muro del portone d'ingresso con la scritta "Credere, obbedire, crepare" a testa in giù. A renderlo noto Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d'Italia.
Prima serata alla Valle dei Templi per il concerto del Volo che verrà trasmesso su Mediaset a Natale, un evento che continua a dividere l'opinione pubblica suscitando diverse polemiche. Sui social spunta anche un video che denuncia il non rispetto del luogo. Colorate atmosfera in rosso che fa tanto Natale. Il primo concerto del Volo è stato sold out. La registrazione verrà trasmessa il 24 dicembre in prima serata su Canale 5, mentre la seconda giornata, anche in questo caso tutto esaurito, è destinata all'emittente televisiva pubblica degli Stati Uniti, che la proporrà da fine novembre e per tutto il 2025. Alle spalle di questo evento un carico enorme di polemiche sulla cifra, circa €1 milione, messa a disposizione dalla Regione, ma anche sulle visite sospese per 2 giorni della Valle dei Templi e lo stato del sito archeologico invaso da cavi e macchinari, come mostrano queste immagini postate da alcuni cittadini agrigentini sui social. Un archeologo, qualcuno che sorveglia, perché giustamente i ragazzi hanno avuto questi. Al pubblico è stato chiesto di presentarsi sul posto con abiti invernali, altro motivo di attacco, smentito però da chi era presente. Sembrava di essere ad un matrimonio, abiti scuri e scialle sì, ma niente cappotti. È stata l'eco comune a fine serata. E i critici in questione, parti politiche, numerosi cittadini e parecchi leoni da tastiera, sono stati definiti detrattori che non rappresentano la vera Agrigento. Insomma, spettatori entusiasti e il ricavato dei 2 concerti con il pubblico pagante verrà devoluto in beneficenza per progetti di promozione sociale in Sicilia. Il sindaco Miccichè ha sottolineato il ritorno in termini di immagine per la città dei templi in vista dell'appuntamento con Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, così come il presidente siciliano Schifani che parla di bontà della scelta fatta dalla regione siciliana per promuovere la nostra terra. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. A Catania è stata allestita a Palazzo Scamacca una mostra dedicata a Gaetano Ventimiglia, pioniere della cinematografia e operatore del cinema muto che ha lavorato accanto a registi come Hitchcock. Simona Mazzone. Quasi 100 anni di storia del cinema e di tecnica filmica attraverso il barone Gaetano Ventimiglia in una mostra a lui dedicata. Classe 1888, nato a Catania, è stato un celebre operatore del muto e direttore della fotografia, a fianco di registi rinomati. Ma non solo, da giovane fu anche fondatore, assieme ad alcuni amici, della squadra di calcio Etnea, antenata di quella attuale, come ricorda il nipote, figlio di Carlo, anche lui tra i pionieri del cinema. Far ritornare nonno a Catania dove è nata la sua avventura cinematografica, partendo però dal pallone, perché nonno prima di fare il cinema ha fondato la squadra di calcio del Catania. La mostra fotografica è legata ad una pubblicazione del 93 intitolata I Ventimiglia, 3 generazioni in cinema, curata da Alfredo Baldi. Il nipote l'ha ristampata e dà l'idea di una mostra dedicata al nonno. Il barone Ventimiglia ha affiancato in diverse pellicole anche il maestro del brivido Alfred Hitchcock e, come in ogni giallo che si rispetti, un alone di mistero abbraccia anche uno dei film in cui hanno collaborato. L'ultimo, The Mountain Eagle, è uno dei misteri del cinema mondiale perché ci sono un sacco di fotografie di scena del film ma il film non si trova, è sparito. Ma la famiglia dei Ventimiglia ha radici lontane sino all'epoca di Manfredi, figlio di Federico II e Bianca Lancia, e se a Catania quel cognome è molto familiare non tutti ne ricordano la storia. Qui a Catania c'è una via che si chiama Salvatore Ventimiglia, arcivescovo di Catania, che fece un percorso incredibile che può ricordare un antesignano di Papa Francesco. Arrivò qui, spogliò la curia dei suoi beni, poi anche lui, quando finirono i soldi, si diede tutti i suoi beni di famiglia per aiutare la povera gente qui a Catania. La mostra fotografica è allestita a Palazzo Scamacca e resterà visitabile con ingresso gratuito fino al 28 settembre. Sono giorni di lavoro per uno street artist siracusano che sta provando a rendere più bello il parcheggio Talete di Ortigia, Siracusa. Sta realizzando un murales lungo oltre 260 metri legato al territorio in vista del G7 Agricoltura in programma dal 21. Francesco Aloi. Un ecomostro, molti qui lo definiscono così, che si rifà il look almeno in parte. Lui è Carlo, un giovane street artist siracusano che sta riqualificando la facciata del parcheggio Talete a Ortigia. Ci voleva, sì, perché purtroppo non è in ottime condizioni e
serviva un intervento che potesse renderlo un po' meno brutto. La parete è lunga 260 metri e questo forse è il murales più lungo in Sicilia. Il lavoro è stato impegnativo, è stata un po' un'impresa. Non ho mai fatto pareti così lunghe. Un'opera che guarda al G7 Agricoltura, che si terrà a fine mese proprio qui nel centro storico. Ci sono ovviamente varie tematiche ed argomenti nascosti nel muro, poi invito le persone a scoprirli, però si parla di migrazione sia umana che vegetale, poi si parla di tanto altro, di equilibrio con se stessi, con la natura, del silenzio, che io reputo importantissimo e che spesso non si trova nei centri abitati. Ma se entriamo nel parcheggio troviamo altri murales, o meglio graffiti. Questi però ovviamente non sono autorizzati e poi non mancano i rifiuti. Degrado già denunciato dal nostro TG, ma vabbè, almeno qui fuori un po' di bellezza c'è. Arrivato a Messina per l'ultimo appuntamento il tour di Gigi D'Alessio che ha infiammato l'arena di Capo Peloro, un viaggio lungo 30 anni per il cantautore napoletano. Francesco Triolo. Buonasera Messina! Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Che bello, è sempre bello venire in Sicilia. Un abbraccio lungo 30 anni di successi. Il viaggio di Gigi D'Alessio ha fatto tappa a Messina all'arena di Capo Peloro, sold out per il suo Outdoor Tour 2024. 5.000 persone che hanno cantato a squarciagola i singoli del cantautore napoletano, dalle storiche Annarè e Un cuore ce l'hai, ai successi mesi degli anni 2000, Non dirli mai, cantate interamente dai fan, e Tu che ne sai. L'appuntamento messinese è stato quello di chiusura del tour di Gigi D'Alessio, partito da Piazza Plebiscito e dallo stadio Maradona a Napoli, che ha rivisitato alcuni dei suoi storici successi come Non mollare mai e Io vorrei, adesso impreziosite dalle partecipazioni di Ghe, Peché Elementino, Geolier, Ernia, Elodie, e sono proprio le note di Non mollare mai ad aprire la serata messinese, il viaggio nella carriera di Gigi D'Alessio. Tanta musica, tanta emozione, canzoni come Una notte al telefono, Como segna il corazon e Mon Amour, ma anche Opposto d'Annarè, una serata di musica ed emozioni sullo stretto. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, vi mostriamo le immagini dell'allenamento a porte aperte del Catania oggi al Massimino. La notizia, già nell'aria da giorni, riguarda la presenza del presidente Ross Pelligra, che ha assistito alla rifinitura della squadra diretta da Toscano. Vediamo il suo arrivo e anche il saluto ai tifosi. Pelligra mancava dal Massimino dallo scorso mese di maggio, partita con l'Atalanta dei play-off, rossazzurri sconfitti dai bergamaschi 1-0, ma capaci di passare il turno grazie alla vittoria all'andata con lo stesso punteggio. Il presidente del Catania, dopo la vicenda del mancato deposito della fideiussione integrativa che aveva bloccato il tesseramento dei nuovi acquisti per la partita di Coppa Italia con la Carrarese, aveva inviato una nota ai tifosi con le scuse e le spiegazioni del ritardo. Nella stessa nota aveva anche confermato un interesse immutato ad investire nel Catania e aveva preannunciata anche una conferenza stampa attesissima dalla piazza che si terrà domani, lunedì alle ore 12 allo stadio Massimino, e chiaramente il nostro telegiornale ve ne darà conto e certamente ne riparleremo domani. Andiamo sempre in Serie C, rimaniamo, il Catania domani, come vi abbiamo detto, in campo col Benevento, subito big match al Massimino, chiuso il mercato, adesso Toscano potrà concentrarsi sull'inserimento dei nuovi acquisti. Marco Carli. 6 giocatori fuori lista: Monaco, Silvestri, Rapisarda, Celli, Zanellato e Chiricò. Un mercato di cui ha parlato abbondantemente il DS Faggiano in conferenza stampa con i nuovi volti che completano la rosa. Arrivando ieri e giocando lunedì
cioè l'ossatura in generale, l'amalgama, non è facile trovarla in una settimana, però come è costruita la squadra è una squadra di ragazzi volenterosi e vogliosi di lavorare. Adesso la parola va al campo, dove i rossazzurri hanno fatto vedere di essere capaci di offrire un calcio propositivo e ben organizzato, merito di Toscano. Da verificare, forse l'incognita più grande, è l'apporto che potranno dare le punte. Con il Benevento lunedì, intanto a centrocampo non ci sarà Verna. Ha preso una botta Verna a Potenza, il giorno dopo non ha sentito nulla, poi ci siamo allenati, è andato a ricadere sulla costola e sta fermo purtroppo. Possibili scelte, importa ancora Beters, difesa con Ierardi, Di Gennaro e Castellini. A destra dovrebbe andare Guglielmotti, così come Sturare Di Tacchio potrebbero occupare i 2 posti a centrocampo con Anastasio a sinistra. Torna Carpani fra i trequartisti con Luperini, ma potrebbe fra i nuovi volti esserci spazio per chi si allena da tempo col gruppo, Montalto e Jimenez su tutti dunque, per giocarsi un posto là davanti, prevista la solita imponente cornice di pubblico al Massimino. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.